La nuova frontiera della robotica è verso le applicazioni di servizio in cui i robot diventeranno dei veri e propri assistenti. Il sogno è quello di sviluppare il robot companion. Non dovremo aspettare a lungo prima che nelle nostre case arrivino questi compagni o assistenti di vita. Il professor Siciliano ne è sicuro e qui alla Maker Faire di Roma è facile capire come la sua previsione non sia campata in aria. Biro Robot è già una realtà. Lui analizza e ci fa comprendere quali sono i nostri piccoli errori quotidiani, quindi dal lasciare la spia accesa del televisore, ma anche la finestra aperta, la possibilità di capire se un calorifero perde o meno di potenza, e addirittura ci permette di entrare nel nostro consumo reale, quindi di capire come stiamo utilizzando l'energia in ogni momento. Le informazioni sono visualizzate su un display sul petto del robot o tramite un'app su cellulare o tablet. Attraverso un'sperimentazione su 400 famiglie abbiamo visto che ci può essere la possibilità di un risparmio del 30% annuale. Girando tra i padiglioni della Maker Faire per 3 giorni è stato così possibile capire che il futuro in realtà è già oggi. Il futuro sono le invenzioni presentate qua, bracci robotici, tessuti realizzati con fibre innovative, intelligenza artificiale, tutto ciò che ha a che fare con l'economia circolare o con le nuove frontiere dell'alimentazione. Cosa ti è piaciuto di più qua? Marte. Marte? Allora, sì. Nel visore? Sì. Cosa si provava? Io avevo un po' paura a camminare perché sembrava vero. È molto interessante, ci sono un sacco di novità, c'è anche il padiglione dove alcuni studenti del liceo presentano prodotti che hanno inventato insieme ai professori, quindi è molto bello. Tornerai quest'altro anno? Assolutamente. Siamo già stati anche l'anno scorso, i laboratori per i bambini sono molto interessanti, li abbiamo iscritti ripetutamente. Nicola Veschi, Sky TG24.